sistema integrato dei laboratori e la nuova piastra angiografica. Con un vasto cantiere durato circa 2 anni e mezzo e con un investimento di 8.330.000 euro, l'ULSS Tre Serenissima ha dotato l'ospedale dell'Angelo di un sistema integrato di laboratori che fa del Lab di Mestre uno degli ospedali meglio strutturati in tutta la regione anche quanto alle analisi cliniche e specialistiche. Il sistema integra 3 grandi laboratori e occupa complessivamente quasi 2.500 metri quadri e al suo interno operano 27 dirigenti medici e biologi, 59 tecnici di laboratorio e 9 operatori sociosanitari. Il laboratorio per la medicina di laboratorio è collocato al piano 0 su 1.200 metri quadrati. Diretto fino qui dal dottor Paolo Carraro, sarà guidato dalla dottoressa Nicoletta Gallo. Eroga prestazioni di chimica e immunometria, ematologia, coagulazione, microscopia, proteinologia, allergologia, tossicologia, immunologia e autoimmunità. Il recente intervento lo ha ampliato e dotato di 2 catene che permettono di rendere più efficiente, completamente automatizzato e preciso il processo di analisi dei campioni. Il laboratorio di genetica medica è collocato al piano -2 su 560 metri quadri. Diretto dal dottor Mosè Favarato, è dotato di tecnologia di alta complessità e svolge tutte le indagini accentrate su DNA ed RNA. Anche questo secondo laboratorio è di nuova realizzazione su precedente area al Grezzo. Il laboratorio di microbiologia è collocato al piano -2 su 580 metri quadri ed è di nuova realizzazione su una precedente area al Grezzo. Diretto dalla dottoressa Paola Stano, effettua indagini di diagnostica delle infezioni batteriche, fungine e virali, utilizzando metodiche fenotipiche e molecolari di ultima generazione. Realizzato ex novo, è all'avanguardia nel campo dell'automazione ed è dotato di una stanza di biosicurezza di livello 3 per poter lavorare con microrganismi ad alta patogenicità. Grazie al nuovo sistema integrato e alla tecnologia presente, l'ospedale di Mestre è in grado di gestire, garantendo i più alti standard di analisi, gli esami di laboratorio della rete ospedaliera dell'intera ULSS Tre Serenissima. Negli ospedali Spoche di Venezia, Milano, Dolo e Chioggia continuerà ad operare un laboratorio con la funzione di gestione dell'urgenza. Viene inaugurata inoltre all'ospedale dell'Angelo, perfettamente operativa, la nuova piastra angiografica, realizzata con un investimento di 3,2 milioni di euro e con un cantiere durato circa 14 mesi e mezzo. La nuova piastra angiografica è una struttura ad altissima qualificazione tecnologica, in cui si effettuano prestazioni sia diagnostiche che interventistiche di cardiologia, radiologia e neuroradiologia, tra cui le procedure per l'ictus e l'infarto miocardico. Occupa un'area di 1.200 metri quadri al piano -1 ed è dotata, tra le altre strumentazioni, di 6 angiografi di ultimissima generazione. Costo 4,4 milioni di euro circa. È strutturata in 2 sezioni. Nelle 4 sale cardiologiche operano gli specialisti di emodinamica ed elettrofisiologia, diretti dal dottor Sakis Themistoklakis. Nella seconda sezione sono attive 2 sale di neuroradiologia e radiologia interventistica, dove operano gli specialisti guidati dal dottor Enrico Cagliari e dal dottor Riccardo Righi. La nuova piastra angiografica è stata realizzata con un cantiere articolato in 3 stralci, senza mai interrompere le attività cliniche. È stata ricavata dagli spazi precedentemente dedicati alle stesse attività, aggiungendo alcune aree non utilizzate. Questo è quello che oggi presentiamo alla platea, ai nostri rappresentanti, alle istituzioni, ma soprattutto alla nostra cittadinanza, che è la parte che deve trovare il massimo beneficio da questi interventi. Sindaco, do a te la parola.